Per te. Sesso e cocaina. I carabinieri hanno sgominato un grosso giro di prostituzione tra Venezia e Treviso. Arrestata la maîtresse, una 35enne moldava, i clienti benestanti e insospettati. 4 arresti e 5 fogli di via. Proseguono i controlli interforze nelle aree più degradate del comune di Venezia. Centinaia le persone identificate, nella maggior parte dei casi sono pregiudicati. Bene i controlli delle forze dell'ordine, ma per Marghera serve di più. È la denuncia di chi vive quotidianamente il dramma dello spaccio in piazza Mercato. Scontro tra 2 auto poco prima delle 11 questa mattina in via Dante a Milano. Il conducente di un'auto finita rovesciata è stato preso in cura dalle sanitari del 118. 28 aprile, giorno della visita del Papa a Venezia, resterà una delle giornate in cui chi arriverà in città dovrà prenotare. La delegazione vaticana è esentata dal pagamento in quanto autorità pubblica. Le tensioni esplose tra le società uscente, Ronal, e quella entrante, Callista, minacciano il futuro di 350 lavoratori della Speedline di Santa Maria di Sale. Percorrere via Bissuola è come fare la Parigi-Dakar. Dopo i lavori, il nuovo manto stradale ha trasformato la strada in un percorso dissestato. La denuncia dell'ex consigliere regionale Marotta. Sesso e cocaina. Il nucleo operativo dei carabinieri di Treviso, coordinati dalla procura, ha sgominato un grosso giro di prostituzione. Siamo tra la Marca trevigiana e il veneziano. Partiamo da qui, dalla cronaca, con il servizio di apertura. Target dei clienti è medio-alto, quindi la tariffa era dai 150 ai 200 euro l'ora. Parliamo di professionisti, politici, di chi parliamo? C'è un identikit di questi clienti, la Treviso bene? Medio-alta, diciamo medio-alta. I classici insospettabili della Treviso, ma anche della Venezia Bene, disposti a pagare fino a 150-200 euro all'ora in cambio di sesso, erano loro i clienti abituali delle ragazze dell'Est, spesso giovani madri con problemi economici, reclutate da una donna 35enne di origini moldave, vera e propria maîtresse secondo gli inquirenti, intraprendente senza scrupoli, arrestata per aver favorito e sfruttato la prostituzione. A incastrarla una delle giovani ormai esasperata. Quando una ragazza ha chiesto il nostro aiuto e ha denunciato i fatti, per cui sono iniziate le attività investigative. Serratissime le indagini dei carabinieri del nucleo operativo di Treviso, coordinati dalla procura. Il mercimonio partiva dal web. Praticamente la maîtresse, dopo aver reclutato le ragazze dell'Est Europa, le inseriva su dei siti web che poi lei stessa gestiva tramite le richieste che giungevano dai vari clienti. Scattava poi la seconda fase, quella dell'appuntamento con la 35enne moldava che gestiva quella che può essere definita la logistica del sesso a pagamento, che comprendeva anche delle strutture alberghiere nel veneziano. Diciamo che le ragazze stavano tutte in un appartamento qui alle porte di Treviso e poi dopo venivano portate nei luoghi del meretricio a richiesta dei clienti, che li conduceva proprio per l'appunto la maîtresse. E al sesso spesso si accompagnava la cocaina. A seconda delle richieste dei clienti che pervenivano alla maîtresse di procurare anche dello stupefacente nel caso in cui ne facessero richiesta proprio per avere una prestazione extra. La 35enne moldava si trova ora in carcere alla Giudecca, un segnale che va oltre il caso specifico. Faccio per l'appunto un appello di contattare i carabinieri laddove ci dovessero essere delle ragazze che si sentono costrette a fare questo tipo di lavoro e assoggettate da qualche protettore, di chiedere aiuto ai carabinieri. 4 arresti, 5 fogli di via negli ultimi giorni. Proseguono i controlli interforze nelle aree più degradate del comune di Venezia. Vediamo.
Più di 70 persone sono state identificate durante l'ultimo servizio di controllo interforze nelle cosiddette aree a rischio di degrado urbano tra Mestre e Marghera, operazioni che si sono avvalse anche di un elicottero del 10° reparto volo della Polizia di Stato. Tra lunedì e mercoledì i controlli avevano portato all'identificazione di altre 300 persone, più della metà straniere, molte gravate da precedenti di polizia. 4 gli arresti. Nel sottopasso di via Ulloa la polizia ha fermato un uomo e una donna con numerosi precedenti penali, accusati di aver aggredito un passante rubandogli il cellulare. In via Piave sono finiti in manette 2 nigeriani, anche loro accusati di rapina. Dall'inizio dell'anno le volanti della Questura di Venezia hanno effettuato complessivamente 27 arresti, soprattutto per furti e rapine, con un incremento superiore al 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel corso della settimana sono stati inoltre irrogati complessivamente 5 fogli di via obbligatori per spaccio e ricettazione. Nel primo bimestre dell'anno sono stati complessivamente 49 a fronte dei 20 notificati nello stesso bimestre dell'anno precedente. Bene i controlli delle forze dell'ordine, ma per Marghera serve di più la denuncia di chi vive quotidianamente il dramma dello spaccio in Piazza Mercato. Allarghiamo le braccia e aspettiamo nuovi eventi. C'è chi dice l'esercito qua là, ma io vado sostenendo che qui per esempio su questo spazio c'erano tre auto delle forze dell'ordine una sera, mentre proprio dall'edificio che è stato abbandonato dall'amministrazione comunale scendevano tranquillamente spacciatori e consumatori, e dietro a questa chiesa, dopo la pulizia effettuata da Veritas, doverosa dobbiamo dirlo, e abbandonata da tanto tempo, si stavano facendo, per cui non è che c'è la macchina della forza dell'ordine, 100 metri più in là succede quel che deve succedere, insomma. Domani nel tardo pomeriggio a Sastino di Livenza una fiaccolata per ricordare Edoardo Bernardi, il 19enne morto in un tragico incidente stradale lungo la strada che Sastino porta a Porto Santa Margherita. Il giovane, i cui funerali si sono svolti questa mattina alla presenza di oltre 1000 persone, ha perso la vita finendo con la moto contro un albero mentre tornava da Susegana, dove aveva lavorato nel pub del papà Vanni. Il ritrovo per la fiaccolata è domani alle 18:30 davanti al comune. I familiari invitando a portare una fiaccola, una torcia, a utilizzare la luce del telefono per illuminare il percorso. Poco dopo le 11 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Dante a Milano per lo scontro tra 2 auto. Una persona è rimasta ferita. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il conducente dell'auto, finito rovesciata, è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore con la rimozione dei mezzi incidentati da parte del carro attrezzi. La visita del Santo Padre. Andiamo a domenica 28 aprile in Laguna. Resterà una delle giornate in cui chi arriverà in città dovrà prenotare. Niente tassa di ingresso invece per il Santo Padre. Papa Francesco e la delegazione vaticana al suo seguito non dovranno pagare domenica 28 aprile il contributo d'accesso. Il dubbio, che ha tenuto banco a metà tra il tono scherzoso e l'interrogativo reale, in realtà trova una facile risposta nel regolamento generale, che prevede già l'esenzione per le autorità pubbliche in visita nella città storica. Lo spiega l'assessore comunale al bilancio e alle partecipate Michele Zuin. Non sarà dunque una norma studiata ad hoc per la visita papale, ma un'eventualità già prevista nel regolamento generale. Va anche ricordato che una parte del seguito del Papa sarà in città già dai giorni precedenti per studiare i percorsi del Santo Padre. Dunque, pernotando in hotel, già verserà la tassa di soggiorno. Siamo molto felici della prossima visita del Santo Padre nella città di Venezia. Ci stiamo preparando insieme a tutte le altre autorità competenti per accoglierlo. Molto probabilmente in piazza San Marco riusciremo appunto a togliere determinati cantieri che possono disturbare la messa che sembra verrà confermata. Quel giorno, domenica 28 aprile, resterà comunque in vigore la sperimentazione del contributo d'accesso come previsto. Semmai questa nuova modalità di ingresso
potrebbe riguardare i pellegrini in arrivo a Venezia per il Papa, che comunque saranno, almeno per la maggior parte, si prevede i fedeli delle parrocchie del Patriarcato e del Veneto, e quindi non tenuti al pagamento del ticket. Non appena si saprà il programma dettagliato, saranno prese comunque le decisioni conseguenti. Ci manca ancora un programma definitivo di quelli che saranno i suoi spostamenti. Chiaramente cercheremo di far, diciamo così, coincidere le esigenze appunto delle persone con l'introduzione del contributo di accesso che in quei giorni sarà appunto attivo nella città di Venezia. Insomma, cercheremo di comportarci al meglio per cercare di accogliere i pellegrini e il Santo Padre nella nostra città, nel nostro centro storico. Tensioni tra Ronald e Callista mettono a rischio 350 posti di lavoro. Stiamo parlando della Speedline di Santa Maria di Sala. La Speedline di Santa Maria di Sala è attualmente al centro di una situazione critica che minaccia il futuro di 350 lavoratori. Le tensioni sono esplose durante un incontro presso il Ministero lo scorso 22 febbraio, dove rappresentanti sindacali della CISL e della CGIL hanno evidenziato le problematiche tra la società uscente Ronald e quella entrante Callista. Il rischio vero è che il rapporto tra questi due grandi player possa mettere in discussione l'impianto dell'accordo sindacale stipulato da FIM e FIOM durante la vertenza Speedline. Le accuse di ostruzionismo da parte della Ronald si concentrano sul mancato rispetto degli impegni riguardanti il trasferimento di risorse alla Callista. Questi includono l'erogazione della dote al fondo tedesco Callista, il trasferimento del magazzino, dei servizi e il pagamento della seconda parte della dote, afferma il sindacato. L'incertezza sull'effettivo accordo e il rispetto degli impegni da entrambe le parti pongono in seria difficoltà i lavoratori di Speedline, il cui futuro è ora in bilico. Abbiamo chiesto che ci sia un impegno molto serio di Ronald a rispettare quanto sottoscritto nei patti con il fondo Callista e abbiamo chiesto che queste risposte vengano date nell'immediato, entro brevissimo tempo, perché per noi questo è fondamentale per ricostruire il futuro industriale del sito. La mobilitazione sindacale e l'attenzione delle istituzioni sono focalizzate sul trovare una soluzione che possa garantire la continuità dell'azienda e la salvaguardia dei posti di lavoro in una fase di grande incertezza economica. I morti nei cantieri sono in aumento, lo dice la CGIA di Mestre, che lancia l'allarme. Tra i lavoratori deceduti cresce il numero di quelli non inquadrati con un contratto e dunque senza gli adeguati corsi di formazione sulla sicurezza. Cadute di lavoratori dall'alto, cadute di oggetti e carichi, perdita di controllo dei mezzi. Dopo il Covid, i morti sul lavoro nei cantieri veneti sono tornati a crescere. L'anno scorso, a livello nazionale, i decessi sono stati 1041 e dopo i 172 della Lombardia ci sono i 101 infortuni mortali del Veneto. Anche alla luce di quanto accaduto a Firenze, secondo l'ufficio studi della CGIA di Mestre, è verosimile ritenere che lavoratori in cantiere per realizzare impianti elettrici, idraulici e di altro genere si trovino a volte anche ad eseguire mansioni di natura strettamente edile, senza disporre del corretto inquadramento contrattuale. Una tendenza che consentirebbe alle imprese di risparmiare sul costo del lavoro. In Veneto questa tendenza non sembra molto diffusa e si avverte solo in provincia di Venezia e di Verona. In pratica, chi si infortuna o muore all'interno di un cantiere è sempre più spesso un lavoratore a cui non si applica il contratto dell'edilizia, ma quello dei metalmeccanici. Questi ultimi sono lavoratori che, a differenza dei colleghi degli edili, non sono obbligati a sostenere un'adeguata formazione sulle misure di prevenzione da tenere in questi luoghi, soprattutto in quelli dove c'è la compresenza di più imprese. I dati disponibili non consentono di sapere quante imprese edili in Veneto applichino il contratto metalmeccanico anziché quello edile, ma secondo la CGIA appare evidente che nei cantieri accedano comunque troppi addetti che non hanno ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza sul lavoro. È necessario monitorare attentamente questo fenomeno, sia per evitare nuove tragedie, sia per non consentire alle imprese scorrette di ricorrere a questo escamotage per risparmiare sul costo del lavoro. Ancora lavoro, è stato firmato un protocollo d'intesa per la promozione di workers buyout in Veneto fra Lega Coop Veneto e i sindacati di CGIL, CISL e UIL. Vediamo.
Legacoop Veneto, insieme a CGIL, CISL e Will Veneto, ha firmato un protocollo d'intesa per favorire lo sviluppo dei workers buyout come strumento di politica industriale e attiva per il lavoro. I workers buyout sono operazioni attraverso le quali i dipendenti di un'azienda acquisiscono il controllo dell'impresa stessa, diventandone i proprietari e gestori. L'accordo mira a monitorare le crisi aziendali e i problemi di ricambio generazionale, nonché a gestire percorsi di possibili nuove aziende acquisite dai dipendenti. L'obiettivo principale dei workers buyout è preservare posti di lavoro e competenze locali, nonché mantenere attiva l'attività economica dell'azienda sul territorio. Questo è uno strumento che può essere messo in atto e può preservare sia l'occupazione ma anche proprio la realtà produttiva del territorio. Noi abbiamo un tessuto industriale, soprattutto delle piccole e medie imprese, dove gli imprenditori hanno un'età avanzata e crediamo che questo sistema possa favorire anche un ricambio generazionale. In secondo luogo è importante questo protocollo perché questa fase di grandi incertezze, di grande turbolenza dal punto di vista economico e produttivo impone anche modelli nuovi per la gestione delle imprese. Finora Legacoop ha accompagnato 10 aziende in crisi finanziaria o in fase di chiusura in Veneto, coinvolgendo oltre 160 lavoratori con un fatturato complessivo di oltre 35 milioni di euro. Un osservatorio sarà istituito per analizzare le situazioni, promuovere la conoscenza dello strumento e supportare i percorsi avviati. Per Legacoop Veneto è un traguardo importante ed è un'intesa, un punto di intesa raggiunto con le organizzazioni sindacali davvero significativo e lo riteniamo un elemento assolutamente strategico per la nostra associazione. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. Ritrovati con il telegiornale di Venezia. È terminato il periodo di stop imposto per aver violato il decreto Piantedosi. La nave di Mediterranea Seven Humans è pronta a tornare in mare per salvare i migranti in difficoltà nel Mediterraneo centrale. La nave Mare Ionio è pronta a tornare in mare per salvare i migranti in difficoltà nelle acque del Mediterraneo centrale. Questa è la notizia di oggi. La missione umanitaria di Mediterranea Seven Humans, guidata dai veneziani Luca Casarini, armatore, e Beppe Caccia, coordinatore di missione, non si lascia per nulla intimorire dal rischio di nuovi blocchi. Il periodo di stop, imposto lo scorso ottobre per aver violato il decreto Piantedosi, è terminato. La nave è quindi nuovamente libera di agire. Sul blocco amministrativo è stato anche presentato un ricorso che però verrà discusso non prima di aprile. Intanto si guarda già la prossima missione, ormai alle porte, che partirà a marzo. Così si era espresso nei mesi scorsi Luca Casarini dopo un recente incontro con Papa Francesco. Ci ha detto quello che ci dice sempre: coraggio, andate avanti, nonostante le difficoltà tornate in mare. E questo è quello che noi faremo. Papa Francesco, come sempre, ci ha donato il suo affetto e il suo sostegno. Lo fa dall'inizio dell'esperienza di Mediterranea e lo fa sempre nei confronti naturalmente del dramma umanitario che si vive nel Mediterraneo centrale. Per la nave Mare Ionio è così tempo di rimettersi in viaggio e in cammino. Siamo a oltre 2500 donne, uomini e bambini morti, moltissimi dei quali si potevano salvare se ci fosse un servizio di soccorso, se fosse garantito il soccorso in quel mare, ma invece purtroppo la politica decide che la priorità ce l'hanno le deportazioni, le catture, i trattenimenti dentro i lager, i respingimenti, guerre da tutte le parti, con morti affogati, con persone che sono costrette a intraprendere dei viaggi terribili solamente per chiedere asilo. Giuseppina Casarini è uno dei 30 eroi quotidiani premiati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi per lei un onore al merito grazie alla fondazione del coro Voci dal Mondo, un coro nato nel quartiere del Piave di Mestre e che raduna proprio persone di diverse nazionalità che si sono trasferite a Venezia per vivere. Dunque tra i 30 eroi premiati c'è anche la veneziana di Mirano, Giuseppina Casarini. Ed ora andiamo alla protesta di residenti. Emersa una controversia in via Bissuola e a lungo oggetto di interventi di riammodernamento dei sottoservizi. Andiamo a vedere. Stiamo entrando in via Bissuola e adesso vi accorgerete della situazione della strada.
La via Bissuola è una delle vie più trafficate di Mestre e sono stati fatti dei lavori di sottoservizi, cioè tubi del gas, non lo so, quant'altro. Hanno asfaltato, ma una parte consistente della via riasfaltata dopo i sottoservizi sembra praticamente un percorso della Parigi-Dakar. Allo sdegno di Gennaro Marotta, ex consigliere regionale e ora vice segretario comunale del Partito di Azione, in merito ai lavori di riasfaltatura in via Bissuola si uniscono le lamentele dei residenti. La strada si è trasformata in un percorso dissestato, ci dicono. Hanno rovinato la strada. Prima l'asfaltano, dopo la rompono, come sempre in Italia succedono queste cose. È messa male perché appunto vedi che prima hanno rotto per mettere a posto forse le tubazioni del gas, poi hanno fatto l'asfalto e poi spaccano di nuovo, non mi sembra che siano cose ben fatte quelle. Così la strada è pericolosa? Io ci sono passato sia con la macchina ma anche con la bici e siccome ci sono vari istituti scolastici qua vicino, in via Baglioni in particolare, ci sono molti studenti ma anche molti anziani che passano con le biciclette e a inizio di via Bissuola c'è praticamente una specie di dosso non segnalato. Uno che magari è sovrappensiero potrebbe anche farsi male perché potrebbe cadere e la strada non ha una pista ciclabile, siamo in mezzo alla strada. Cosa chiedete? Chiediamo all'amministrazione comunale che si facciano più controlli alle aziende, alle ditte che fanno i lavori dei sottoservizi, che quando spaccano le strade le asfaltino a regola d'arte dopo aver finito i lavori. Siamo al calcio in chiusura, il Venezia porta a casa un'altra vittoria contro il Pisa 2-1 e arriva secondo in classifica. Dunque chiudiamo con una buona notizia, vi lasciamo con le previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buona serata con Antenna 3. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Temporanea tregua dalla pioggia, poi lunedì ancora maltempo. Previsioni intanto per domenica 25 febbraio. Sul Veneto avremo nubi irregolari alternate a schiarite, anche ampie, precipitazioni generalmente assenti in pianura, saranno ancora possibili dei piovaschi invece sulle zone pedemontane e montane. Temperature stazionarie o in lieve locale variazione, minime tra 3 e 7 gradi, massime tra 10 e 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui maggiore nuvolosità sulle zone montane e qui non sono escluse delle deboli piogge, mentre altrove sarà più soleggiato. Quota neve a circa 1000 metri. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo una prevalenza di sole con occasionali annuvolamenti. Temperature minime sui 3 gradi, massime intorno agli 11. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.